Di fronte alle grandi tematiche del fine vita, quali sono i termini che bisogna mettere in chiaro di fronte anche a tante notizie che creano confusione? La legge ha identificato e ha stabilito che la nutrizione e l'idratazione del paziente siano sempre considerate terapie mediche e quindi a disposizione della volontà del paziente stesso e che il medico sia tenuto a rispettare le scelte del paziente. Questo è particolarmente critico nel caso di pazienti che non sono in grado di manifestare il loro consenso e che però lo hanno già espresso. Anche perché noi sappiamo che invece queste nutrizioni e idratazione in certi casi sono terapia, ma in certi casi sono un supporto vitale e è un problema di valutazione del medico, un problema di valutazione anche clinica riguardo alla scelta dell'una o dell'altra posizione. Quindi il fatto che la legge le vincoli così pone molte difficoltà. Dinanzi all'eutanasia, con quale sguardo ci si deve porre? Innanzitutto bisogna mettersi nelle vesti delle persone a chi l'eutanasia potrebbe servire, che sono i malati, i disabili, che possono a un certo punto dire basta, non ho più voglia. Ma quando si guarda le percentuali di malati e di disabili che sono per l'eutanasia, ci si accorge che non è una richiesta loro, anzi, loro quello che chiedono è un'assistenza che sia adeguata per poter continuare la loro vita malgrado tutto quello che è la difficoltà di vivere tutti i giorni da malato o da disabile. Allora sono i sani che vogliono l'eutanasia e lo vogliono, io penso che sia un po' per paura. Da sano si pensa alla vita in un certo modo, da malato diventa tutto completamente diverso.